come si dice, apotropaico, perché è la, diciamo, la prima che facciamo a plein air di questa stagione qui al Lab. Siamo in diretta streaming, andremo su Radio Flash, andremo su Radio Città Futura e devo presentarvi quelli che sono gli artisti, gli ospiti di questa sera. Tanto per cominciare siamo riusciti ad averlo qui, signore e signori, al salotto, il fantasmagorico, a volte sotterraneo, a volte ultra pop, signore e signori, Max Bellarosa. Max, t'ho aperto, aspetta, vediamo se apertissimo, apertissimo. Allora Max, intanto benvenuto. Grazie Mauro. Cercheremo di raccontare tutte quelle che sono le tue molteplici attività, perché c'è chi si ricorda qui a Torino di te come Sberlicchio, ma tu poi da lì ne hai fatte tante di cose, stiamo parlando di 10 anni fa, no? Ormai. Sì. Quasi 12, quasi 13. Quasi 3, non lasciamo perdere, intanto il tempo se ne va, ma insomma ne parleremo durante questa puntata, sentiremo anche situazioni particolari, parleremo intanto, poi ricordiamolo subito, di un evento invece che succederà dopodomani, 27. Importantissimo, venerdì sera saremo all'Hiroshima col Bummao, con Johnson Righeira, insieme all'orchestra dei Cormorani, la prima orchestra che suona l'EDM in versione liscio. Insomma, roba per palati sopraffini, ma non è tutto, perché stasera avremo anche il piacere di scoprire un giovane cantautore, perché verrà a trovarci, è già lì che sta consomigliando con i suoi amici, Chelo. Facciamogli un applauso, Chelo, che è distratto anche Chelo. Che lo tocca a te fra un po', poi non ti distrarre troppo, fra un po' cominciamo. Ma non è tutto, ci vengono anche a trovare da lontano, da fuori, quella che è la nostra solita provincia, un sound particolare, un duo. Questa sera ci saranno Cri e Sara Fu qui al salotto, ma adesso cominciamo invece con un pezzo quasi un inedito qua, anche se lui è un personaggio che è venuto parecchie volte al salotto, poi ha la caratteristica di riuscire a dipanare quelle che sono le nuvole, quindi non piove mai quando c'è questo artista che adesso vi sto presentando. Ci viene a presentare anche quello che sarà un suo lavoro di crowdfunding, tutta una serie di cose. Signori e signori, qui al salotto non è da solo, ma tra poco la presenteremo, è arrivato Lord Theremin. Oh, welcome. Benvenuto Teremi, accompagnato da una pianista d'eccezione che tu c'hai il microfono, però la puoi presentare anche tu, attenzione. Sono aperto. Sì, sei aperto. No, accompagnato da Anna Barbero, che veramente c'è una delle cose migliori che ti possono capitare nella vita. Veramente. Anche se non sono in termini. Tu non so, esatto, entriamo subito dal vivo. Tu arrivi con un'antenna, però questa antenna ormai è famosa perché gli appassionati di musica. Sì, no, vabbè, adesso oggi facciamo un po' di intrattenimento. Il Theremin è un percorso che per me oggi ha 18 anni, il prossimo anno però lo strumento ne fa 100, per cui il prossimo anno ne voglio parlare in maniera approfondita, così. È uno strumento che ha 2 antenne, si suona muovendo le mani nell'aria, per cui questo è l'oggetto, lo strumento del campo magnetico. Nasce negli anni 20, cioè nel 19, sì. E inizia con il pianoforte, ovviamente, no? Poi oggi sto facendo altre produzioni, altre cose, ne parleremo dopo, però inizia con il pianoforte, quindi tu ti sei portato una pianista d'eccezione. E con cosa cominci questa sera? Con cosa ci fai entrare in questo mondo? Iniziamo con qualcosa, questa sera sono naked, per cui senza effetti, e facciamo qualcosa di atmosferico così, per cui Tiersen, dalla colonna sonora del film di Amélie, il Competin con Anna Barbero. Attenzione, il Competin. Lord Theremin e Anna Barbero qui al salotto.
Lord Theremin, Anna Barbera, è una roba, siamo partiti con un'atmosfera incredibile. Thank you very much. Thank you very much. No, bellissima questa grazie, cosa qua. Grazie. Quindi questa diciamo era l'applicazione standard con un pianoforte e il Theremin che canta. Sì, diciamo. però io stasera non volevo parlare del Theremin, no, volevo parlare no, della musica. Era una curiosità mia. Sì, no, questa è l'applicazione. Il primo esempio degli anni 20 era unire questa roba qua. Oggi veramente che siamo nel 2000 e io sono un adulto emergente, però arrivo da altre cose, per cui sto cercando di portare il Theremin nel pop. E la prima difficoltà che ho trovato, ho già lavorato in questi 18 anni con diverse persone, anzi ringrazio sempre tutti di avermi sopportato, anche con produzioni, per cui ho registrato. Vedo che il produttore fa fatica a chiedermi cosa fare col Theremin perché fa 1000 cose che non si sono mai sentite. Per cui ho iniziato a autoprodurmi. Tu hai fatto da produttore? No, mi sono fatto il Vintage Studio, come l'ho chiamato io. Adesso, una volta ti ricordi, se andavi, c'era il nastro magnetico, andavi in sala, pagavi, cioè, oppure avevi l'8 tracce con la cassetta. Certo, okay. C'erano diversi modi di chiedere solo di stare più vicino al microfono, se no non oggi, ti registro. Oggi è molto più bello, io non sono... C'è il computer. Non voglio fare un anziano che dice no, queste robe moderne, no, assolutamente, bellissimo, il computer, prendi matrici di suoni, io arrivo dalla musica elettronica, per cui sto cercando di fare una roba... Mentre pensavo, ho detto, ma adesso come la produco? Dove la metto? Su un disco, su un CD, su un... Dove la metti questa musica? Io la volevo mettere su una cassetta. Ah, tu sei, diciamo, dopo il vinile è tornata alla cassetta. E questo è il primo ragionamento, quello più semplice. In realtà no, ho detto no, uniamo, come dire, un momento feticista, ok? Sì. Con il web, perché non facciamo la battaglia, uniamo la carta, il mattone con il web, con l'etereo, per cui la campagna crowdfunding è per generare una piattaforma che si chiama una piattaforma di interazione artistica. Per cui è una piattaforma che produrrà oggetti artistici, ok? Che interagiranno con delle forme d'arte. Mamma mia, è già complicato. Tu adesso già Max hai visto qualcosa del genere? No, è più semplice di come è più semplice di come sempre. L'importante è ricordare che piattaforma, interazione artistica, per cui tu quando comprerai, perché qui parliamo di pagare gli artisti, cioè parliamo di cose serie. Parliamo di cose che se ci riesci tu a fare la campagna lanciata sarà ve la faremo pagare e un consiglio. Ok, questa sarà la campagna che lancerai a breve, diciamo. Per tutti, ve la faremo pagare. Non per me, potevo sfruttarlo personalmente, ma tu lo fai per gli artisti. Per gli artisti in generale, un nuovo supporto, ok? E il supporto può essere di vario tipo, no? Per cui io ho pensato intanto alla cassetta perché è una cosa feticistica, perché il brevetto è del 63 quando sono nato io, perché ti permetteva di portare la musica in giro, oggi come fai col telefonino, ok? Per cui io per esempio una delle cassette che andremo a produrre è a distribuire così in questa piattaforma di interazione artistica è questa qua che ti ho fatto vedere prima, che è di marmo. Sì, guarda, adesso te ne inquadriamo una cassetta di marmo. E su questa cassetta ci sarà un pezzo di Ugo Venturini, che è lo scultore, che 40 anni fa suonava già con me, e sarà un pezzo di 40 anni fa registrato con un QR code, per cui questa cassetta conterrà, se vuoi pagare la musica di Ugo Venturini a me di 40 anni fa, ti compri la cassetta di marmo, o se no te la scarichi gratuitamente, perché se non c'hai i soldi, hai ragione. Ci ascolti pure, grazie. Però puoi avere questa cassetta come fosse, diciamo, un oggetto che ti... Diventa un oggetto, esatto. Questa è di marmo. C'è un'interazione artistica. Poi la cosa bella è perché la piattaforma di interazione artistica, quando tu compri quest'opera, compri un'opera pia. Un'opera pia. Certo, perché fai anche un'opera pia, c'è questo gioco di parole. Quindi stai lanciando questa piattaforma di interazione artistica che da nome, l'hai detto prima, io ve la piattaforma di interazione artistica. Il crowdfunding sarà ve la faremo pagare perché lancerei il concetto. Faccio ordine, che sai. Sì, no, però. Quindi questi sono i tuoi progetti, diciamo, per quest'estate. Per quest'estate, sì. Dopo che è finito un altro crowdfunding molto importante che vorrei ricordare in questo momento qua, che è quello del Torno Lo Sapio, per cui non ci sovrapponiamo i crowdfunding cittadini, che anche sarebbe sbagliato. Io tra l'altro parteciperò, sto ancora decidendo la formula. Non ti preoccupare, c'è tempo fino a giugno. Io amo il crowdfunding. Senti, allora questi diciamo i tuoi progetti. Adesso, visto che sei qui con questo straordinario strumento, come no, certo, ci mancherebbe. Chiudiamo infatti ce n'è ancora un paio, vi prego. Certo, vediamo. Allora adesso facciamo un classico di Elvis. Perché stiamo preparando uno spettacolo che desidera, dedicato alle stelle. Ed Elvis non puoi non metterlo nelle stelle. No, ci sta, è la stella più di tutte. Quindi questa versione, diciamo, di un brano di Elvis. Fall in Love, signore e signori, piano e voce, Theremin.
Lord Theremin con questa versione diciamo molto romantica così di Fall in Love with You, questo Elvis Presley, diciamo, ce l'hai evocato, questo fantasma.